Canta e il Giné o canta Giné o Giné l'incomincia il mese di Genar, che però si chiamava Giné, o comunque si chiama in milanese nella nostra lingua, con questa doppia dicitura. Certamente Giné è un termine più antico, e anche questo modo di dire canta il Giné risente di un'usanza che c'era nella civiltà contadina. Diverse usanze peraltro legate a gennaio. Dobbiamo tenere conto che gennaio, come ben sappiamo, mese freddo, mese invernale, quindi mese di sostanziale riposo per tante attività legate alla campagna, come già dicembre, e quindi dedicato certamente anche a fare lavori di pulitura, di sistemazione, eccetera. E le serate di gennaio, dopo che si era di Rosari in della Stara, era anche la maniera di quinta su una quai bambana, un quai cosco, una quai filastrocca, oppure per esempio per le ragazze in età da marito di raccontare, diciamo, delle storie propiziatorie, se vogliamo, rispetto al loro futuro. Questo aspetto propiziatorio dell'inizio dell'anno lega molto tante esperienze sia religiose, ma che sconfinano un po' anche nel magico, che risentono certamente di usi antichi, non oso dire preistorici, ma probabilmente come si suol dire, che si perdono nella notte dei tempi. Ma per venire più vicini a noi, certamente il fatto di iniziare l'anno nuovo con l'idea di buttare via quello che era vecchio e di iniziare una nuova realtà, un nuovo tempo, è presente per esempio nelle varie cerimonie che presentano il falò. Noi faremo a metà del mese il falò di Sant'Antoni, ne parleremo più avanti, ma se guardiamo altre regioni italiane, per esempio, hanno questo fuoco, questo falò che è purificatore, propiziatorio. Sappiamo che in Veneto c'è l'uso di brusare la veccia, spero di averlo pronunciato bene, mi scusino gli amici veneti, nelle campagne della Venete, appunto, quando si innalza questa pira e viene data a fuoco alla vigilia dell'Epifania. E per tornare sempre in di nostra parte a il falò della Giubiana, che però è alla fine del mese, e lì troveremo anche il Giné, perché il Giné nella tradizione popolare era per così dire l'uomo della Giubiana. Sono due personaggi anche questi che sconfinano un po' nel mitologico. Ma torniamo a cantare il Giné. Il Francesco Cherubini, nel suo vocabolario milanese italiano di metà Ottocento, che citiamo molto spesso perché è il punto di riferimento fondamentale, perché riprende sicuramente degli scritti di autori famosi, ma riprende molte dizioni popolari, molte espressioni popolari, e dice che cantà, perché c'è Brusà Gené, però questo si riferisce alla fine di gennaio, quando appunto si brusava questo Giné insieme alla Giubiana. Ci torneremo a fine mese. Invece il cantà Giné dice costumanza tuttora viva nei colli briantei, tuttora al suo tempo, adesso vuol dire che si usa più, però se qualche nostro ascoltatore mi dicesse che si usa ancora, lo faremo presente. Nel nostro contado si può dire gennaio matrimoniaio, perciò nelle lunghe serate di quel mese le contadinette raccolte nelle stalle e ai loro lavori sogliono cantare le riprese, cioè erano queste specie di canzoni che pare cominciassero sempre con questa strofa: le chi gené della buona ventura e mi non so maridada né prometuda, cioè dice è qua gennaio della buona sorte, ci si augurava che partisse appunto il gennaio con una buona fortuna, però dice non sono ancora sposata e neanche promessa. Ricordiamoci che un tempo una ragazza, quando era verso i 20 anni, già
si poteva considerare, non dico zitella, ma comunque era ben avviata su questa definizione. E quindi appunto in queste serate dove, come dicevo prima, nell'uso contadino ci si trovava a raccontarsi magari storie dei vecchi, eccetera, queste filastrocche, c'erano queste usanze. E appunto dice questa cosa che viene trovata anche in altre regioni, il cherubino ne cita alcune, che adesso qua non ricordiamo tutte, altrimenti andiamo per le lunghe, però praticamente è tutto legato a questa credenza, a questa speranza, a questa fiducia nel fatto che incominciando l'anno nuovo appunto ci sia una buona sorte. Chiaro, sono usanze, sono credenze che possono lasciare il tempo che trovano, ma che sicuramente unificavano, davano voce comune a un popolo, a della gente che si ritrovava insieme a lavorare, a pregare, a raccontarsi le storie dei vecchi, a raccontarsi anche le barzellette se vogliamo, insomma a fare tutto insieme. Era una comunità molto più raccolta, che aveva dei termini comuni molto più efficaci, molto più conosciuti da tutti. È chiaro, i tempi sono passati, un po' nostra, chi con la nostalgia, che beh, quando diceva in sci, vabbè, adesso i tempi sono cambiati, però sapere come al solito da dove veniamo è importante. E allora ecco che in sto genar, che tra l'altro presenta tanti altri momenti importanti, perché ricordiamo che tra poco di l'Epifania, l'abbiamo già citata, tutte le feste del portavia, lo si dice anche in italiano, per cui i re magi che vanno ad adorare Gesù bambino, eccetera, il battesimo del Signore, più diversi santi mercante neve. Veramente ci sarebbe da stare a fare una puntata lunghissima solo su gennaio, oppure fare più riprese. Alcune di queste sicuramente le riprenderemo, però dice che sto ginè che le trova a principi, infatti di le chi ginè della buona avventura, e troveremo anche alla fine quante brusa ginè per intanto su YouTube a cantare ginè. Ciao!